Un ventenne padovano era stato rapinato nei giorni scorsi nel lungomare Katia Ricciarelli di Jesolo, un caso che ha destato clamore e sconcerto. Al giovane padovano era stata sottratta una collana d'oro dopo essere stato minacciato con un coltello e utilizzato anche dello spray urticante. I carabinieri della compagnia di San Donà, con il supporto dei colleghi dell'Arma del 4 Battaglione Veneto, sono però riusciti ad individuare subito il responsabile. Si tratta di un minore di 16 anni straniero, residente nel Padovano. È stato arrestato e dovrà rispondere del reato di rapina aggravata in concorso. Su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, il sedicenne è stato portato all'istituto penale per minori di Treviso. Gli uomini dell'Arma, a seguito di un'efficace attività di indagine sul territorio, hanno poi identificato e denunciato un altro complice, anche lui di 16 anni, sospeso nei prezzi dell'autostazione dei pullman di Jesolo. In un altro intervento, intorno alle 22:30, si è consumata una rapina ai danni di una 19enne del Veronese, alla quale, sottoposta a minaccia in essere, 4 giovani, di cui uno in possesso di un coltello, avevano asportato il telefonino cellulare. A seguito di una tempestiva attività identificativa, poco dopo è stato però individuato e denunciato un altro sedicenne del Trevigiano, presumibilmente autore della rapina aggravata in concorso, trovato in possesso del telefono precedentemente sottratto alla vittima. In questo caso indagini sono ancora in corso. Nel corso del servizio sono stati anche identificate 120 persone e controllate 45 veicoli.